Quasi 3.000 giovani atleti di una quarantina di discipline sportive hanno invaso la città di Feltre, ovvero uno scrigno di tesori storici e artistici per una superlativa kermesse Sport in Piazza, l'evento indetto dal CONI Veneto in sinergia con il CONI Point di Belluno. Un appuntamento settembrino, quello di Feltre, che ha polarizzato i luoghi storici come Pra del Moro, Pra del Vescovo, Piazza Maggiore, il Campo Giorgio, Via Roma, Largo Castaldi e Piazza Isola. Una 2 giorni baciata dal sole che ha trasformato il centro storico di Feltre in un fiorir di iniziative nel coinvolgere i giovanissimi accompagnati dai genitori in una piacevole passerella sportiva. L'anima della manifestazione è stata Piazza Maggiore, dove sono state concentrate alcune discipline che hanno fatto da padroni in questi 2 giorni, come l'arrampicata libera, che ha monopolizzato l'attenzione dei giovanissimi grazie all'ausilio dell'esercito italiano con il 7° Reggimento Alpini di Belluno. 2 giorni di sport in piazza che si sono conclusi con la sfilata finale di tutti i partecipanti delle 7 province venete assiepati in piazza per assistere anche alle premiazioni, alla presenza delle autorità, tra i quali il biolimpionico Oscar De Pellegrin, affiancato dal presidente del CONI Veneto, Gianfranco Bardelle. È una grande giornata in cui si sono visto centinaia di ragazzi divertirsi con lo sport. Fare sport agonistico vuol dire anche stare assieme, divertirsi, crescere con i principi sani dello sport. Certamente ieri è stata una grande giornata per lo sport veneto perché ha vinto il trofeo CONI a livello nazionale in Sardegna e oggi ha completato questo percorso con questa grande festa. Io credo che questi sono esempi da seguire. Io voglio ringraziare quel grande mondo del volontariato con cui lo sport sta portando avanti il progetto dello sport per tutti. Un mondo del volontariato che anche in momenti difficili come questi non abbandona i suoi ragazzi e le sue ragazze, ma li fa crescere sani e li fa rendere sempre più belli per un'Italia sempre più pulita e con meno problemi. Io credo che questo sport debba essere sempre più aiutato e quindi il mio è un segnale forte perché le autorità civili istituzionali non si dimenticano che lo sport è una cultura importantissima e deve essere sempre difesa e salvaguardata, grazie a chi aiuta lo sport vero. Uno spazio particolare è stato riservato al karting in piazza grazie all'Automobile Club di Belluno anche per quanto riguarda l'aspetto della sicurezza verso i giovani. Notevole l'impegno per il tiro con l'arco, il ciclismo, il tennis, il karate, judo, la scherma tradizionale, il pattinaggio artistico e le tantissime altre discipline sportive alla presenza dei delegati del CONI di Treviso, di Belluno e di Verona. Una 2 giorni bellissima perché il tempo ci ha aiutato, abbiamo tutti gli stand pieni zeppi di bambini. Ha girato in 2 giorni più di 1000 persone, quindi penso che il risultato sia positivo. Sicuramente il nostro Presidente regionale sarà soddisfatto di quello che abbiamo dato e preparato per questi 2 giorni. Abbiamo 32 stand con gli sport più disparati. Vediamo che, come sempre, l'arrampicata sportiva è quella che dà impulso ai bambini perché abbiamo sempre code molto lunghe e indubbiamente devo ringraziare il 7° Reggimento Alpini che come sempre ci aiuta per questi 2 giorni e i Vigili del Fuoco per il montaggio della palestra. Quanto mai partecipata e suggestiva anche la sfilata finale attorno a Piazza Maggiore dove si sono svolte le premiazioni, anticipato da Lino Di Mameli. Poi è stata la volta delle ginnaste e della ritmica di Feltre con la loro performance, seguite dalle premiazioni che ha visto la delegazione di Padova del PGS Carraresi Ugania con una quarantina di atleti precedere la delegazione veneziana di Spinea e quella veronese di Sant'Anna d'Alfaedo. Premiate anche le atlete dell'anno, Samantha Lusa, Giada Speccia, Camilla Cassol e Cristina Bonan, che hanno coronato una giornata di festa e di sport in piazza sotto il simbolo del CONI Veneto. Lo sport è il futuro di una nazione che vuol crescere. Una nazione che vuol crescere nell'onestà, nel stare assieme, nel far squadra, nel divertirsi e nel crescere sani. E voi ragazzi ne sarete l'esempio. E io credo che anche questa manifestazione per voi è un momento importante. Ricorderete sempre di essere una grande squadra. Uomini e donne, ragazzi e ragazze del futuro dell'Italia.